Siamo allo stadio comunale di Castelbelforte, stanno per fare il loro ingresso in campo il Castel San Giorgio e il Ciliverghe Mazzano. Spazzini, la palla morbida dentro, Benedetti, palo, portiere, gol! Castel San Giorgio in vantaggio, esulta Marco Benedetti, ma si tratta di autogol del portiere Zanini. Castel San Giorgio in vantaggio con la capolista, andiamo a rivedere, bello il lancio in profondità di Spazzini, colpisce al volo Benedetti, la palla incoccia contro il palo e poi contro il ginocchio di Zanini, carambola in puro stile biliardo. Calcia Bignotti col destro, palo di Bignotti, ancora Tonolli che va dritto sulle caviglie di un avversario e l'arbitro estrae il cartellino rosso, rosso diretto per Tonolli, rosso diretto per Tonolli. Rivediamo, attenzione, pallone in area, Zucchi, la piazza, 1-1, incredibile, incredibile. Al 45esimo e 20 secondi il Ciliverghe pareggia con Zucchi lasciato tutto solo. Ma chi c'era a marcare Zucchi? 1-1, il nuovo entrato. Vedete un pallone vagante, però c'è Zucchi tutto solo e il Ciliverghe perviene incredibilmente al pareggio. E l'arbitro manda tutti a casa dopo 3 minuti di recupero, finisce 1-1.